E siamo così arrivati alla seconda corsa di questa serata dedicata al Tommaso Grassi Driver Award 2026. Seconda prova, il numero 1 Go One Laumar Enrico Bellei, 2 Grifondoro Adri Filippo Monto, 3 Go 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 Vincenzo Luongo, 4 Jimmy Xina Alessio Di Chiara, 5 Gerris Vincenzo Alessandro Junior, Goccia Ducrasco 6 Francesco Tufaro, seconda fila Gas Kampf Giuseppe De Filippis, Gangster Zan Gaetano Di Nardo, Good as Gold Oro Giorgio D'Alessandro, 10 Gloren Gold Ari Crescenzo Maione, scatta velocissimo Jerry's e si mette davanti a tutti, difende la seconda posizione in corda Gowan Laumar che ovviamente cerca di difendere, ma è un camminato un po' particolare, infatti confonde l'andatura Numero e 1 sbaglia. Gowan Si è messo Laumar in seconda posizione con squalificato. un grande scatto iniziale, ottima interpretazione di Crescenzo Maione, Gloria Gold Ari che è seconda, quindi davanti a tutti abbiamo Jerry's, Vincenzo Alessandro e Gloria Gold Ari a seguire. Poi il numero 2 di Grifondoro Adri, 15 i primi 200 metri, quelli della curva iniziale, e poi 16 per quella che è la prima addirittura che è stata superata, 400 metri quindi in 31, quando arriva Goccia Ducras, che è ovviamente il protagonista, il favorito di questa corsa, che in tempi non sospetti ovviamente prende già la prima posizione, ovviamente con la condiscendenza assoluta di chi era davanti, che era Gerris, che ora occupa la seconda posizione, 600 metri trascorsi, 16,3 la curva, quindi con grande calma, e ora arriviamo agli 800 metri, 1-2-2, non ci sono stati strappi particolari e Goccia Ducras favoritissima, è davanti a tutti, seguita da Gerris, e poi abbiamo ovviamente tutto il gruppo che prova a guadagnare qualche cosa, ma ormai l'andatura ovviamente sarà costretta ad aumentare, 15,6 i 200 metri della curva per un 17,8 di media chilometrica di questa parte di corsa, tutto sotto controllo per Goccia Ducras, che attende gli eventi, ma attende fondamentalmente ancora 400 metri. Quando si arriverà al palo non succede nulla di significativo, è sempre Gerris che la segue, a destra c'è Go 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 con Vincenzo Luongo, ma che sembra poco produttivo. In terza posizione invece abbiamo, e sembra in grado di poter dire qualcosa, Gloria Gold Ari, entriamo in retta d'arrivo, è tutto sotto controllo, o perlomeno sembra, per Goccia Ducras, ma estremamente pericolosa alla sua destra Gerris, che prova a giocarsela fino in fondo, si difende fino all'ultimo momento Goccia Ducras, che se l'è portata a casa, 1,16,4, 2,2,3, 29,6 per gli ultimi 400 metri per la vittoria di Francesco Tufano con Goccia Ducras. Per Ciro Di Nardo, che quindi si aggiudica questa seconda corsa, sono 10 punti per Francesco Tufano, al secondo posto il 5 di Gerris, che danno 5 punti a Vincenzo D'Alessandro Junior, al terzo posto Gloria Goldari, che ne portano 10 a Crescenzo Maione. Poi abbiamo visto al quinto posto Gas Kampf con Giuseppe De Filippis, oppure Filippo Monte. Adesso riguardiamo slow motion, quindi confermiamo la vittoria del numero 6 Goccia Ducras, 5, 10, e poi abbiamo il numero 7 di Gas Kampf al quinto posto. Effettivamente